Ascanio Celestini est un documentariste, un musicien, un écrivain, un cinéaste, une sorte d'homme universel, comme disait Léonard de Vinci, un penseur, un intellectuel, quelqu'un qui pense notre temps et qui nous donne notre temps a penser. Nel cinema siamo abituati a vedere la storia piuttosto che ad immaginarla. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec ce film, c'est de conduire le spectateur à imaginer plus qu'à voir. La prima volta che ho intervistato Alberto Paolini per chiudere il film, sapevo che stavo andando a parlare con una persona che aveva passato 42 anni in manicomio. Il manicomio è anche una piccola città dove ci stanno falegnami. Parce que l'asile, c'est une petite ville où il y a des menuisiers, des forgerons, des paysans. Poi dopo un mese o due è stato fatto il primo elettroshock. Incredibilmente Alberto, dopo 42 anni, è uscito dal manicomio e 20 anni dopo è venuto a Venezia a vedere questo film. La cosa più incredibile è che Alberto Paolini, nonostante il manicomio, sia una persona ancora lucida. Perché la cosa più normale del manicomio è ridurre le persone ad uno stato, diciamo, meno che infantile. Adriano Pallotta, che è stato infermiere per molti anni al manicomio di Roma, e nel film è quello che interpreta il professore suicida, mi diceva per noi era oggetto di discussione quando un paziente non degenerava. Il miglioramento non era neanche previsto, insomma, in un posto come il manicomio. Il manicomio è un luogo dove le persone vengono archiviate, tant'è vero che i padiglioni sono divisi per comportamento e non per patologia. Ideologicamente io sarei contrario all'idea stessa del confine. Basta vedere una cartina dell'Africa e vediamo come alla conferenza di Berlino 2 secoli fa sono stati tirati i confini col righello. L'idea stessa del confine è un'idea perdente. Se fosse possibile mettere da una parte del muro i cattivi e dall'altra parte del muro i buoni, il carcere ci avrebbe un senso. Se fosse possibile mettere da una parte i sani e dall'altra i malati, ci avrebbe un senso anche il manicomio. Ma visto che le nostre società non sono né sane né buone, allora penso ad una storia che racconta un antropologo italiano che si chiamava Ernesto De Martino. In un paese del sud che si chiamava Marcellinara ha chiesto ad un pastore di farsi accompagnare fino ad un paese lì vicino, e il pastore, mentre si allontanava in macchina con questo antropologo, guardava il campanile del suo paese. Quando l'ha visto scomparire ha incominciato a stare male, si sentiva spaesato. Il confine è sempre perdente perché non c'è mai realmente un dentro e un fuori, mentre il centro è un riferimento secondo me molto più utile per le nostre società, perché dal centro ti allontani, mentre rispetto al confine o stai dentro o stai fuori, per cui anche rispetto al disagio mentale io credo che sarebbe meglio che noi iniziassimo a pensare ad un centro dal quale ci allontaniamo piuttosto che ad un confine che taglia, che mette fuori qualcuno e mette dentro qualcun altro.